Una notizia bomba è arrivata alle orecchie dei tifosi del Napoli questa sera, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Cesare Casadei, uno dei più promettenti prospetti del calcio italiano, è ancora una volta uno dei nomi più chiacchierati del mercato europeo. Il giovane centrocampista, che attualmente veste la maglia del Chelsea, ha trovato poco spazio a Londra. Nonostante il ricongiungimento con Enzo Maresca, suo ex allenatore all'Leicester. Già la scorsa estate il Napoli aveva mostrato un interesse per il giocatore, ma la trattativa non è andata avanti. Ora, con l'avvicinarsi della finestra di trasferimento di gennaio, il nome di Casadei è di nuovo nel mirino. Secondo *tuttomercatoweb.com*, oltre al Napoli, anche altri club come Villarreal, Atalanta e Fiorentina stanno tenendo d'occhio il giovane talento, soprattutto dopo il gol decisivo segnato per l'Italia U21 contro l'Irlanda nelle qualificazioni agli europei. Tuttavia, si vocifera che Michael Folorunsho potrebbe lasciare il Napoli a gennaio, il che potrebbe dare spazio ad Antonio Conte per ripensare la sua strategia e magari portare Casadei per rinforzare la squadra. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Casadei sarebbe un buon acquisto per il centrocampo del Napoli. Il giovane italiano potrebbe sostituire Folorunsho e portare più qualità alla squadra di Conte. Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro di uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.